Le iniziative private possono sostituire almeno in parte il welfare pubblico, se ne è parlato in un incontro a Cagliari. Giorgio Iacoboni. La crisi economica sta mettendo in ginocchio un numero sempre maggiore di famiglie e contemporaneamente si stanno riducendo le disponibilità economiche dello Stato e delle amministrazioni locali per gli interventi sociali. All'ex Medi Pirri si è svolto un confronto sul tema impresa sociale e territorio quando il privato ha un interesse pubblico. La discussione ha evidenziato come il pubblico arretri lasciando il territorio sempre più scoperto. La coperta appare sempre più corta, ma questa coperta è realmente corta o magari è solo messa storta? La coperta è obiettivamente corta, ma è anche vero che la coperta è storta. Quindi da questo punto di vista, quando parlavo e dicevo che occorre cambiare il paradigma, occorre cambiare forme organizzative, occorre cambiare anche il concetto di chi esercita determinate funzioni e in quali territori, si tratta sostanzialmente proprio del concetto che figurativamente sia stato espresso benissimo, di raddrizzare un po' questa coperta. Intanto sta crescendo il privato con interesse pubblico e ci si chiede se questo sia giusto o meno. Il privato potrebbe sostituire il pubblico, anche se a mio modo di vedere quelle che sono le esigenze pubbliche andrebbero sempre difese dal pubblico, in quanto il privato, se va a colmare lacune del settore pubblico, non avrebbe più le risorse per tornare su quello che è la sua istituzionale vocazione iniziale. Io poi penso che dovremmo ragionare tra noi per stabilire che cos'è pubblico e privato. Io sono personalmente convinto che quando dico io sono nel privato e quando dico noi siamo nel pubblico. All'incontro hanno partecipato anche Vittorio Pelligra, docente presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Cagliari, e Andrea Rapaccini, presidente di Make a Change. Adesso parliamo della